Dal centro sportivo Roberto Sorrentino di Trapani, amici di WeSport, un cordiale saluto e ben trovati col campionato di eccellenza siciliana. Siamo all'8ª giornata nel girone A quando la capolista Nissa, dopo il 4-0 inferto alla Don Carlo Misil Meri, affronta l'Accademia Trapani reduce dalla vittoria di misura sul campo dell'Aspra. Vediamo la formazione biancoscudata per affrontare questa sfida. In porte Lezzai, difesa Pedicone, Barrera, Gamez, Bieto e Rossi, in mediana Pagano, Privitere e Semenzin, in avanti Gueye, Agudiac, Esposito. Risponde l'Accademia Trapani, Mistretta, Cammareri, Lamin, Perricone, Iannazzo, Lala, Secum, Oddo, Castiglione, Guaiana, York. Arbitra la partita il signor Cristian De Angelis, sezione di Nocera inferiore. Gli assistenti sono Pino e Nigrelli, entrambi nella sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Si parte col film del primo tempo. Dopo 24 minuti, prima chance offensiva per la Nissa. Ci prova a sinistra Pedicone, l'appoggio di Agudiac con il petto per Pagano, calcia alto il centrocampista. Minuto 25, primo affondo pericoloso e prima occasionissima creata dall'Accademia Trapani. Lancio per York che riesce a passare a sinistra, va a contatto con Elezai, il direttore di gara fischia questo calcio di rigore sul punto di battuta. L'eterno Secum non sbaglia e porta in vantaggio l'Accademia Trapani 1-0 allora al Roberto Sorrentino. La sbloccata l'ex Dattilo, l'ex Trapani Najib Secum, il centrocampista, festeggia davanti al proprio pubblico quando al minuto 32 ancora l'Accademia Trapani produce un pericolo. Gran lancio per Castiglione che riesce a disorientare in un primo momento Pedicone, bravissimo il terzino biancoscudato a recuperare e a sventare questo pericolo. Termina così il primo tempo 1-0 tra Accademia Trapani e Nissa. Decide il calcio di rigore segnato al 25esimo da Secum tra le proteste della Nissa. Inizia la ripresa, cross dalla sinistra per Guaiana, gran svettata alla sua, il colpo di testa è alto oltre la traversa. Minuto 51, cerca spazio la Nissa in aria, batte ribatte, alla fine Agudiac da ottima posizione spreca il possibile gol del pareggio. Minuto 58, arriva un gol annullato all'Accademia Trapani. Al limite dell'incomprensibile la scelta da parte del fischietto di Nocera inferiore. Al minuto 64 però un cambio, Galfano per Esposito. Al minuto 65 Secum cerca il jolly dalla distanza e Lezai non si fa ingannare. Minuto 66 il contropiede della Nissa, combinazione a sinistra tra Gueye e il compagno, l'ex Canica attiva col sinistro, la incrocia sul palo più lontano, trova il gol del pareggio. Gueye esplode sotto il settore ospiti riservato ai tifosi della Nissa. Al minuto 67 ancora lui a liberare Galfano in area, 1 contro 1, il pallone viene soltanto sporcato dal portiere che non può evitare il gol dell'1-2. Rimonta da grande squadra della Nissa che sotto 1-0 a fine primo tempo nel giro di 3 minuti trova 2 gol e ribalta l'Accademia Trapani. Minuto 73 esce Semenzin, prova a coprirsi la compagine biancoscudata al suo posto l'ex Agragas dall'oro. Prima di uscire dal campo Gueye è protagonista suo malgrado di presunti insulti razzisti, viene accompagnato poi dai compagni e dalla panchina fuori dal rettangolo verde. Minuto 83, la ripartenza della Nissa si chiude con questa conclusione di Pedicone che viene servito dalla destra dopo la bella azione del solito Galfano. Non riesce però da ottima posizione a calare il gol del possibile 3-1 che avrebbe archiviato la gara a rischio beffa. Minuto 93, dalla destra arriva uno spiovente in aria, Elezai sembra sicuro in uscita, lascia il pallone lì e Gamez Bieto, fondamentale, monumentale sulla linea a evitare il gol del 2-2. Un intervento che sarà di fatto provvidenziale perché di lì a poco arriva il triplice fischio, vince la Nissa, lo fa ancora e conserva il primo posto in classifica davanti al proprio numero 1 Giovannone e festa sotto le tribune del Roberto Sorrentino. Un cordiale saluto allora amici di WeSport e come sempre alla prossima.